Telaio giorni senza fine, ogni colpo di spazzola lasciava solo spine. La ruggine cadeva ma sotto c'era il vuoto, buchi nel pianale che sembravano un ricordo storto. Ho acceso la saldatrice imparando a sbagliare, la miera che si piega ma non vuole mollare. Hola a tutti ragazzoli belli, bentornati in un nuovo video e benvenuti nelle mie ferie. Da oggi ufficialmente sono in ferie, la mia ditta ha chiuso per ferie, ovviamente di Ferragosto. In realtà già ieri a mezzogiorno abbiamo finito, abbiamo fatto l'inventario, sono stato a casa a approfittarne a andare avanti col montaggio, sistemare casa visto che non ho mai tempo. E adesso ci aspettano 16 giorni, non mi ricordo quanti sono di preciso, comunque un bel po' di giorni da sfruttare al massimo e andare avanti il più possibile. Bene, allora oggi iniziamo con un lavoro diverso, non andiamo a grattare. Voglio fare un lavoretto che stavo aspettando proprio questo momento qua, e anche stavo aspettando la rimozione del serbatoio perché dobbiamo ancora fare una riparazione di saldatura. In vecchi video ve l'avevo già detto, comunque questa parte qua vedete è poco, cioè nel senso è rovinata poco la lamiera, però comunque è rovinata, è marcia, manca dei pezzi, quindi devo fare un piccolo quadratino qua da saldare. Dovrebbe essere una cosa abbastanza rapida. Dopo vabbè, sempre rognoso il discorso di saldare la lamiera zincante, che tra l'altro guardate dove è imboscata lì e devo spostare i portelloni qua e andarla a tagliare di dietro, imboscata, però comunque da fare, e quindi lo facciamo, ci tiriamo via il pensiero visto che sotto non c'è serbatoio come vi ho detto, e basta, e dopo continuiamo a grattare. In realtà sotto ci sono alcuni punti dove c'è un po' la mia rovinata. Allora, a parte la zona dove è già stata sistemata, saldata, rattoppata, ma non ci farò niente, non credo proprio, però ci sono alcuni punti che sono... è proprio un pezzo che manca, cioè. Vedrò se saldare qualche pezzettino lì da rattoppo o lasciar stare. Vabbè dai, vedo starà facendo. Quindi preparo tutto il setup, taglio il pezzo di lamiera, bisogna tagliare anche lì sul furgone. Vabbè, adesso facciamo tutto, dai, su. Senza le bande, iniziamo. Ecco qua ragazzuoli, la zona è pronta, con ovviamente già il pezzo fatto. E vabbè, alla fine era un qua. Perfetto, ogni volta. Vabbè, è un quadratino, quindi vabbè. Rispetto qua si salda e poi si farà il foro come questo. Ecco, vedi, potevo prendere la misura precisa, casomai adesso me la prendo col pezzo vecchio, se mi faccio un segno. Comunque, sono andato a guardare quella zona che vi dicevo che vedrò cosa fare, e in realtà è messa un po' peggio di quello che mi aspettassi. Ed eccola qua. Alla fine sono andato col cacciavite a vedere la parte marcia e vedete qua si è proprio aperto. E qua dentro c'era dei pezzi che ho rimosso, e insomma non è proprio bellissimo. Ho dato un'occhiata e se io faccio un taglietto così, una piccola piega, facciamo una L e dopo qua vabbè, diciamo il buco per i tappi di scolo lo facciamo un attimo un segno e lo mettiamo. Non è difficilissimo, c'è anche abbastanza spazio per saldare, e potrei mettere silicone o scusate sigillante o lo stucco, però boh, non mi sembra un bel lavoro. Poi comunque qua anche non è messo proprio benissimo, quindi dai, preferisco fare una cosa del genere, perdere un po' più tempo, però visto che sono qua. Adesso però vi bevo un attimo un caffettino e dopo faccio il taglio lì, faccio la piega e vabbè, poi saldiamo. Dai, sono qua ormai e non è che mi posso... cioè mi dà troppo fastidio lasciarlo lì così, rattoppare in qualche maniera. Quindi facciamo una cosa abbastanza pulita, tanto non deve essere bello comunque, non deve essere perfetto, però almeno sono tranquillo che è stato fatto un lavoro abbastanza decente. Sapete, ormai mi conoscete. Ragazzoli, eccoci qua con la parte tagliata, tutta la parte marcia. Sono andato a grattare, anche se vedete qui dentro c'è altro foro perché c'era della ruggine. Siccome adesso, avendo tagliato, c'è un po' di c'è l'accesso, quindi l'ho grattato e almeno così lo possiamo proteggere. E ho praticamente anche quasi finito il pezzettino da andare a toppare. Mi manca solo di fare la parte del cerchio qua dove andranno i tappi nuovi, che faccio fatica a trovare, ma va bene. Ed eccolo qua, ovviamente niente di così precisissimo, però è accettabile. Devo ridefinire appunto il foro, ma vabbè, tanto non deve essere attenzione, sta da solo non deve essere bello, e
amen, soprattutto qua, ma anche se la saldatura è più grossa e cicciona non mi interessa. Però credo che non saldo oggi, per due motivi. Uno, perché così, ok, la media zincata e non dovrebbe arrugginirsi, perché è fatta apposta, però nella parte nascosta, come abbiamo fatto con le zone che abbiamo verniciato saldato all'inizio, volevo metterci il fondo, così diamo un'ulteriore protezione, così si asciuga e domani mattina saldiamo col fresco, perché adesso inizierà il vero caldo, fatalità quando ho iniziato le ferie, che siamo qui a lavorare. Bene, ecco qua anche ridefinito il foro, non è precisissimo ma tanto è plastica e si dovrebbe incastrare senza problemi. Questo è terminato. Ma volevo farvi vedere, proprio 5 minuti fa ho ricevuto un pacco, tac. Queste qua sono due gomme che andremo a montare per fare il collaudo, perché in un video vi avevo spiegato che la misura delle gomme che ci sono sopra, compresi i cerchi, non vanno bene per rispettare, diciamo, la misura del libretto. Considerate che è una misura di gomma che si trova difficilmente, a quanto ho visto, ma ho trovato un sito dove hanno tutte gomme usate e mi hanno trovato due gomme. Nel frattempo intanto ne ho prese due a un ottimo prezzo, sono della Rovelo, ma chi se ne frega. Vedete anche comunque il battistrada messo bene, il dot vabbè non è nuovissimo, però non ci interessa farci solo il collaudo. Adesso mancheranno le altre due, vedrò se nello stesso negozio ogni tanto si fa tutto tramite WhatsApp, gli scrivo e vediamo se gli arriva qualcosa. E poi i cerchi, quelli sono più semplici da trovare. In questa maniera, pensandoci prima con calma, ho il tempo di ricercare bene e riesco a spalmare meglio la spesa, perché almeno non devo comprare tutto insieme, quindi un po' alla volta si spalma la spesa e viene più leggero. Sto anche acquistando altre cose che vi ho già accennato. Serve la logistica sia per la questione di spalmare i costi nel tempo e sia perché bisogna pensarci prima, se no ti ritrovi nella cacchetta. Ragazzoli, prima di iniziare a pulire ho rimosso anche la piastra che era rimasta qua e dove c'era fissato lo scarico e il supporto. Eccola qua in condizioni abbastanza pietose, cioè, guardate i bulloni che quasi ho dovuto rascare un po' alla volta con il cacciavite usando il VD40 perché la chiave non entrava. Tra un po' la parte esagonale non esisteva più. E ovviamente cambierò i bulloni. Questa qua la gratterò, gli darò una verniciata come le altre piastre, i supporti dell'albero, roba che si può recuperare, che comunque non è che sia importante comprarla nuova, anche perché non penso che si trovi. E anche bella qua sopra. E vabbè, è solo un supporto. Adesso sono quasi le 4 perché il tempo si perde sempre tanto, però mi metto adesso realmente a pulire con il VD40 con spugnette e Chanticleer. Vedo un po' prima di andare via, di fare un po' di zincante o di fondo da darlo. No, per forza devo fare solo il fondo, lo diamo sulla parte interna che sarà nascosta, su questa, e sulla parte che ho grattato. È un po' uno spreco perché vabbè, però ci tengo a farlo, ecco. Allora ragazzoli, sono le 6 e vedete qua la zona che ho pulito. E qua ok, devo stare attento alle sigillature della toppa che abbiamo fatto all'inizio del nostro percorso. Ho, come potete vedere, verniciato lì dentro dove ho grattato con il fondo antiruggine, e questa è la staffettina che dobbiamo saldare domani nella parte interna, e ci ho messo anche lì il fondo. Adesso lo lascio qua ad asciugare sotto i pedali e sotto il macello dei cavi elettrici che non vi ho fatto mai vedere. È stato abbastanza un po' uno spreco, ho fatto 10 grammi di prodotto, però l'ho buttato via quasi tutto. Però sapete che se non avessi fatto così non dormivo. Non dovevo farlo, basta. È per una giusta causa. Comunque per oggi è terminata la giornata. Cercherò la sera di fare in modo di andare via per le 6, perché comunque queste 2 settimane e mezzo devo lo stesso andare avanti con i video, arrivare a casa, cucinare, lavarmi, quindi ho bisogno del tempo e quindi massimo le 6 vado via. Credo che dividerò le giornate, il video in 3 giorni, perché ho visto che 4 giorni sono un po' lunghetti, poi dipende anche cosa facciamo. Quindi quello credo che sarà il modo in cui dividerò le giornate. Comunque vedremo, starà facendo. Bene, domani mattina col fresco facciamo le saldature e noi ci vediamo tra poco. Mi fai sudare, tra bulloni e sangue da imparare. Non mollerò, anche se duro io ti alzerò. Albero e serbatoio, un rompicapo
rompicapo, ogni vite nascosta, un'auto in toppo, ma pezzo dopo pezzo la strada è chiara. Hola a tutti ragazzuoli, buongiorno, benvenuti in quest'altra giornata di ferie. Ho già tutto il set pronto. Eccolo qua per iniziare la saldatura e inizio con quella sotto che è la più rognosa, subito proprio via. Credo che mi metterò anche la felpetta, cioè, questa qua leggera, perché non lo so, partono sempre pezzi di roba e non vorrei che di sotto mi bruciano, non lo so, siccome essendo di non mettere sotto, me la metto per sicurezza. Sono contento che lo facciamo adesso di mattina che c'è più fresco, perché come vi ho detto ieri le temperature si stanno alzando e saliranno di molto. Purtroppo già questo weekend. È da mezz'ora che sono qui ma ho perso tempo perché ieri pomeriggio ero riuscito a trovare il galleggiante che dobbiamo cambiare sul serbatoio, come vi ho detto me l'ha consigliato Kevin, ed non è così semplice trovarlo perché ho fatto veramente fatica. L'avevo trovato su eBay ma mi è stato annullato l'ordine perché il componente magazzino era risultato danneggiato. E ieri pomeriggio ho trovato un sito tedesco che lo vendeva e il prezzo più alto di quello che avevo trovato su eBay, ovviamente. Solo che ieri sera sto editando i video di quando abbiamo fatto il ponte del primo maggio, quei ponti lì, quindi un editing molto difficoltoso, soprattutto per mia colpa, perché non coprivo la targa della macchina, a me dà fastidio che si veda, e la maggior parte del tempo lo sto perdendo per oscurare la targa. Maledetto io, e devo ancora finire il video oggi venerdì. Vabbè, questo è per farvi capire anche quanto lavoro c'è dietro il video. Ieri ho fatto dopo mangiato tutto il tempo fino alle 10:30 a editare e non ho potuto fare l'acquisto. Quindi l'ho fatto stamattina, quindi l'ho acquistato, ben 180 euro. Vabbè, comunque quello che c'è funziona, quindi lo tengo come ricambio. Non si sa mai, lo mettiamo nuovo e spero che duri 20 anni. Ma adesso mascherina in testa, mi infilo sotto tale, saldiamo il pezzettino che si è asciugato in teoria. Eccolo qua col fondo che ci abbiamo messo ieri, che è la parte nascosta, e iniziamo a saldare, quindi ciao le bande. Dark alley shadows creep, clocks ticking slow, echoes bounce off walls, whispers where the cold wind blows, street lights flicker, mind sick of venom in the pros, cement jungle breathing heavy where the danger grows, shadow pulse, heartbeat thump in the night, shadow pulse, no escape from the fight. Ragazzuoli, siete pronti a vedere la merda di saldatura che è venuta sotto? Ho difficoltà alta, non mi ricordavo. Cioè non mi ricordavo, sapevo cosa andavo incontro, ma stando sotto con la maschera e che non ti puoi neanche appoggiare bene, quindi ci spacchi il collo. Mi sono bruciato ovunque perché tutte le scintille schizzavano da terra e rimbalzavano. E scusate il telefono. Tornato, scusate. Comunque vabbè, è stato molto difficoltoso, mi sono bruciacchiato ovunque perché le scintille rimbalzavano per terra e mi entravano qua dentro. Mi sono messo la mettere con le maniche lunghe, ma serviva qualcosa da coprire anche tutto il collo. A un certo punto mi sono messo questa bellissima pezza fatta di ruggine nel collo per coprirmi. In alcuni punti ho aperto dei buchi perché c'era nella parte finale dove finiva la lamiera era debole, quindi è stato un casino. Fa cagare, però più o meno l'ho chiusa, tanto ci metteremo il sigillante e va benissimo così. Tac! Eccola, il mio bellissimo schifo, vedete? Vabbè, comunque in alcuni punti l'ho buttata tanta perché non attaccava bene, poi facevo buchi, toccava chiudere i buchi li ho fatti tipo qua vicino nella parte finale, ma va bene, chi se ne frega, cioè intanto è comunque rattoppato e è sicuramente meglio di prima. Il problema principale sono due: la labbina zincata che è difficile da saldare, come già vi avevo detto quando abbiamo fatto all'epoca le altre parti, e due, servirebbe il gas. La macchinetta lo supporta, cioè io qua posso collegarci la bombola di gas, fa la saldatura molto più pulita. Ma vabbè, ci siamo adattati fino adesso così e continuiamo così, ormai, cioè nel senso. Adesso bevo il caffettino, che mi prendo un attimo, sono già le 10:30, ho fatto anche la sauna e facciamo questa piccola zona che qua verrà anche un po' una merda, ma comunque è molto più semplice. Bene, ecco qua il piccolo rattoppo che potevo fare di meglio, ma in alcuni punti mi sono inceppato, ma vabbè, l'ho levigata con il flessibile, è tutta chiusa. Bene, posso così, mancherà poi solo il foro da fargli, che glielo faccio prima di mettere il serbatoio, almeno non rischiamo di bucare niente. Sotto vedete è tutta chiusa, cioè sembrerebbe in realtà in alcuni punti aperta, ma è lo stesso.
lo riempiamo di sigillante, tanto sopra poi ci andrà il fondo antirombo, quindi siamo tranquilli. Ci avevo messo circa 20 minuti a farla questa qua. Ho fatto abbastanza in fretta. Adesso metto via qua l'attrezzatura da saldatura e spero di non toccarla mai più. E continuerò a pulire con lo Chanticleer e spugnetta la parte laterale, perché almeno quando andiamo ad agire grattando la ruggine è tutta bella pulita e si vede bene. Le parti che abbiamo saldato oggi, più tardi, prima di andare via, ci spruzzerò la bomboletta di fondo antiruggine momentaneamente, in modo che non si riformi a ruggine. Quando torniamo a grattare, quindi la sera, poi verniciamo con lo zincante, lo mettiamo anche lì, anche se questa è la media zincata, ma chi se ne frega, ci mettiamo lo zincante sopra, visto che lo uso e tanto mi avanza sempre. Poi quando verniceremo gli interni, che metteremo in fondo, ci andranno gli altri strati. Bene ragazzuoli, sono le 6, sto per andare via perché devo finire il video di fare il montaggio. Sono ridotto uno schifo, non so se si capirà, ma mi sono pulito. Fare quel lavoro di pulizia si ci sporca tanto, ma vabbè. Come potete vedere, tutto ben pulito fino lì dietro, tutta quella parte sinistra. Ho dato un colpo di bomboletta di fondo antiruggine alle saldature, le toppe che abbiamo fatto provvisoriamente, in modo che non si forma la ruggine. Questo perché magari tra 3 giorni, 2 giorni uso lo zincante e ce lo metto, però in questi 2 o 3 giorni può formarsi della ruggine anche tra le saldature. Meglio evitare, ho già avuto l'esperienza. Questa è quella sopra, qua c'è l'altra, si vede sì, e ho pulito anche tutto bene qua, guardate. Fino lì dentro dove ci andava il bocchettone, che c'è un bel po' di ruggine, sarà divertente pulirlo. Comunque tutto ben pulito. Ma però ho trovato una cosuccia non bella, come potete vedere qua, dove è una zona dove è già stato rattoppato, infatti non è messa molto bene, e diciamo che si è un po' aperto. Sono andato con calcavite a capire, e la parte qua era un po' marcia. Allora subito ho detto va bene, lo saldiamo, ma poi appena ho visto la situazione, che questa sotto c'è anche il pezzo che è stato saldato, come potete vedere anche qui dietro non è che sia bellissimo, ho subito capito che sarebbe stato un casino anche per la zona e per come dovrei tagliare, quindi lo lascio così. Questo mi spiace, ma lo lascio così perché saldare qui sotto è veramente difficile e secondo me non ne vale la pena qua. Quindi pulirò la ruggine intorno, che è quella che c'è qui dentro, vediamo, pulisco. Qua metteremo il tappo di scolo eccetera, e qua metterò tutto sigillante come ho fatto già in una zona più indietro. E pazienza, qua dico no. Poi qui ho tutto pulito perché c'era del nero che è tipo un mastice, tipo quello da vetri, da carrozzeria, ed è tutto attaccato, anche tutto qua sotto, qua. L'ho pulito tutto, vedete questa è l'altra toppa. E oddio, si sono stati fatti dei lavori, Vi dirò anche per fortuna sono stati fatti, perché comunque probabilmente andava molto peggio se non si facevano, però non hanno fatto sto granché di lavoro, cioè nel senso le toppe ci stanno, vanno benissimo così, ma dovevano almeno proteggere le serrature con qualche sigillante, con qualcosa, in modo che non si infiltrasse l'acqua, perché non sono tutte perfettamente chiuse le zone delle saldature. Ma vabbè, ahimè, in qualche maniera sistemiamo noi, sigilliamo e tutto, e in teoria non lo tocchiamo più, lo spero. Domani inizio a grattare, perché è stata una pausa, diciamo, perché mi andava di farlo prima subito questo lavoro qua, di continuare. Quindi grazie per aver seguito anche oggi, almeno c'è una puntata un po' diversa dal solito, dal solito grattare. Vi ricordo che se vi va lasciatemi un like che è gratis e iscrivetevi al canale così mi supportate, mi aiutate, che l'avventura è ancora molto lunga. Noi ci vediamo al prossimo video, se hola! Fade to black, whispers turn to silence. Shadow post phase, leaving broke. Kin alliance is a world so cold. Trapped in this.